giornata del Castagna Festival. Di cosa si tratta? Quanto durerà? Cosa vi aspettate? È una festa di fine estate che aggancia l'estate e l'inverno. Ci troviamo ad ottobre in Piazza Mazzini, una festa che ritorna dopo 4 anni d'assenza, l'abbiamo fatta fino al 2016, una festa dedicata agli esolani, alla gente del posto, ma anche alla gente che arriva da fuori Jesolo. Una festa che ha come l'obiettivo principale quello di creare gruppo, di creare squadra tra i locali della zona, tra le giostre, c'è un Luna Park, c'è musica, divertimento, spettacoli sul palco e tante castagne. Una festa così di fine estate che ci porta verso l'inverno. Una festa che chiude l'estate, come vi sembra? Molto bella, ci voleva. Una bella festa, veramente bella. Ah, è bellissimo, veramente. Buone castagne, bella musica e tanto divertimento. Una festa indovinata, promossa da giovani, un ringraziamento anche al comitato che ha creduto a questa iniziativa e spero che venga proposta ogni anno. Diciamo che gli grandi eventi a Jesolo sono fondamentali, ma anche le piccole, diciamo, come si chiamano, sagre del paese, portano e fanno lavorare i nostri ragazzi giovani di Jesolo, come vedete oggi, 4 giorni belli, e dunque sono delle feste piccole che riprendono tutte quelle tradizioni che può essere il buongiorno estate a inizio stagione e a fine stagione. Adesso nel periodo invernale, tra quello che è l'estate e il villaggio di Natale che faremo a breve, abbiamo questa castagnata che vediamo oggi anche col tempo tiene, vediamo gente, vediamo famiglie, e dunque sempre una logica di divertimento e di portare gente a Jesolo. Abbiamo dei feedback positivi. Ci hanno finito i wurstel e il salame, quindi diciamo che vanno molto bene. Come sono queste castagne? Molto molto buone, davvero. Cotte bene, non sono né bruciacchiate ma neanche troppo poco, la manina nera lo testimonia. Spazio anche all'associazionismo e al volontariato, al buon volontariato. Voi siete di Castelfranco Veneto, cosa fate, signora? Noi facciamo il progetto Chernobyl, facciamo arrivare dei bambini il mese di maggio qui a Jesolo, li teniamo un mese. Per portarli in spiaggia ad assorbire un po' di iodio che fa bene a chi respira l'aria ancora contaminata. Certo, anche questo, certo, tutto questo sì.